Amici di Sporticili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Unitas Sciacca, giornata numero 17 del Girone A di eccellenza siciliana. Ancora si deve aggiustare qualcosa, soprattutto nei pressi della linea di porta. Forte Messina! Di poco fuori, di poco oltre la traversa. Bate Camarà a giro troppo alto. Guaiana fuori di poco. Lancio lungo di Fricano, l'aspetta carica Iozzo, la prende lui, adesso Caternicchia potrebbe metterla in mezzo, si propone Gracia, ancora Caternicchia, pallone basso in area di rigore, Sinacori, spazio Adamo, Diamè, Ricciulli, finta, supera così Terranova, pallone per Cari, sale lo Sciacca, Cari, limite, ancora Cari, c'è Sinacori eventualmente, tira alla finestrata di Caternicchia, Graci, Ricciulli deve rientrare dal fuorigioco, riceve adesso, Ricciulli, cross, occhio perché è un tiro il palo di Ricciulli, era un cross. La battuta dalla bandierina in mezzo di testa, Adamo! Andrea Adamo si fa sempre trovare pronto in queste occasioni, porta avanti il Castellammare 1-0 e terzo in campionato. Esulta ma si fa male. Arrivano gli applausi per lui. In questo momento ha raggiunto il lato della tribuna. Occhio al mancino, piccola deviazione in mezzo, il gol di Guaiana annullato per fuorigioco. Grazie. In verticale voleva il passaggio per Africano, la riprende il Castellammare con il passaggio lungo per Guaiana che deve vedersela con Di Mercurio. Ancora Guaiana contro tre avversari, Ba si gira, riceve, calcia Ba, bloccato da Yammè. Va a calciare Di Mercurio sulla bandiera, nello specifico su Guaiana, Frisella e da solo poi per evitare Ricciulli lo mette giù, c'è il cartellino giallo per Frisella e c'è il rosso perché era già stato ammonito anche lui. Castellammare in 10. La punizione in mezzo, deviazione che non mette paura di Paola. Fricano voleva il passaggio per Erbini. Fricano si affida ad Aldo Genco, spazio per tirare, pallone largo Di Mercurio, dice i suoi di salire, tant'è che c'è Yammè in attacco, lancio lungo e proprio verso di lui il pallone, attenzione al colpo in porta da parte di Mistretta, salvataggio importantissimo di Paola. Mistretta resta su Cheba, nuovo cross di testa lontana Milana, pallone per Cheba, il tiro di Cheba sul fondo e c'è anche il triplice fischio ufficiale, l'1-0 del Castellammare contro l'Unitas Sciacca, il gol di sacrificio di Adamo al 49esimo.